La verità la dirà la storia, nel senso che se questo progetto, questo governo decide di non farlo, arriverà qualcuno e lo farà. Come diceva Einstein quando gli hanno chiesto che cos'è l'invenzione, e Einstein ha detto un problema, un giorno arriva qualcuno e risolve il problema. Vedrete che comunque questo percorso già iniziato di autonomia troverà la sua soluzione. Spero la trovi con questo governo, altrimenti serve un fallimento totale. Autonomia, il duello continua. Luca Zaia lancia messaggio al governo, la riforma va affrontata velocemente. La Lega ha già detto con chiarezza che vuole l'approvazione di questo progetto, è rispettoso dei cittadini da nord a sud, porta responsabilità e efficienza ed è sicuramente anche un'occasione per i cittadini del sud per misurare la qualità dei loro amministratori. Intanto oggi a Napoli nasce un osservatorio delle università sul percorso dell'autonomia differenziata. I napoletani vogliono studiare l'autonomia, affacciano un tavolo anche loro sull'autonomia, tanto i risultati li sappiamo già. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle sta scrivendo un nuovo testo sull'autonomia con un criterio diverso di riparto delle risorse e Luigi Di Maio critica la bozza veneta. L'autonomia va fatta nella misura in cui non danneggia le altre regioni. Per non danneggiare le altre regioni noi dobbiamo cogliere un'occasione storica, che è quella di un'autonomia che ci permetta di fare insieme i livelli essenziali di prestazione, il fondo di perequazione e un investimento straordinario sul sud, perché oggi, per come era progettata questa autonomia, andava a discapito non solo delle regioni del sud ma anche del centro. Spero che il ministro Di Maio e il vice premier Di Maio non voglia screditare addirittura il comitato scientifico di illustri accademici che finora ha lavorato per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna per il progetto. L'autonomia non colpisce il sud, l'autonomia aiuta il sud, l'autonomia non è contro il sud ed è veramente a questo punto sta diventando anche penoso continuare a sentirlo, visto e considerato che noi pensiamo invece che la vera era della responsabilità passi attraverso l'autonomia, responsabilità, efficienza, virtuosità e tutto quello che noi conosciamo. Pensare ancora una volta che sia contro il Sud vuol dire non aver capito nulla.